Dopo il caso della coppia di padovani bloccati per giorni a Buenos Aires con una bambina concepita attraverso la gestazione per altri, tornata al centro del dibattito politico con la legge Varchi che la definisce reato universale, il tema della maternità surrogata viene affrontato anche dall'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto, che vuole mettere al centro il benessere psicologico dei bambini e delle coppie. Il benessere psicologico dei bambini è il punto centrale di tutte le riflessioni. Benessere psicologico dei bambini che hanno diritto a un'identità solida, un'identità chiara da un punto di vista psicologico all'interno di un contenitore familiare che sia affettivo, presente e di caring nei loro confronti. E questo è il tema di tutte le genitorialità, di tutti i tipi di genitorialità. Le complesse implicazioni che ne derivano dal punto di vista psicologico e bioetico su vecchi e nuovi sistemi familiari necessitano dunque di uno spazio di riflessione interdisciplinare capace di favorire un confronto costruttivo e informato. Partiamo da una considerazione: che ci piaccia o meno la tecnica della gestazione per altri, da questa poi nascono dei bambini che fanno ingresso nel nostro paese, quindi l'interrogativo da porsi secondo me è proprio finale, cioè innanzitutto questi bambini, a prescindere da come sono venuti al mondo, perché i bambini non hanno colpa del modo in cui sono venuti al mondo, vogliamo riconoscerli, vogliamo facilitare il procedimento di riconoscimento di questi bambini da parte di chi li ha voluti, sì o no? E secondo me questo è il vero interrogativo alla base. Credo che l'aspetto fondamentale risieda sempre nel concetto di relazione, perché la relazione è il cardine sul quale si sviluppa un bambino, ma si sviluppa la genitorialità, indipendentemente dalla provenienza biologica, genetica del bimbo stesso.